Buongiorno ragazzi, da parecchio che non ci vediamo sul canale YouTube, ma alla fine mi sono preso le ferie. Io faccio questo video per ricordare che il Napoli ha battuto il Bayern di Monaco. Ma no, con Lewandowski in due campi, ma io... ha battuto 3-0, due gol di Osimhen. L'ultimo gol di Zinedine, che è solo un uomo, ma voglio appoggiare una piccola speranza che fosse come chi, Zinedine. Non si chiama Zidane, però si chiama Zazan, come la Pippa si chiama. Comunque speriamo che solo mezzo nome è una metà e chi lo Zinedine Zidane che noi conosciamo bene. Speriamo. Però comunque è un bel giocatore. Ho visto un bel Napoli, sì, per carità. Ecco, 3-0 mi danno poco, ma dice la verità, perché io guardo sempre avanti, io guardo sempre innanzi, perché con il presidente che teniamo sa da guardare sempre innanzi. Molti si fermano alla partita e dicono oh, ha vinto il Bayern di Monaco, allora noi siamo una squadra di scudetti, siamo una squadra di Champions League, potremmo vincere 6 scudetti e forse ci potremmo avviare pure alla finale Champions League. Per carità, io faccio che io non tifo Napoli, ma sono innamorato del Napoli, che è totalmente diverso da chi lo tifa, e mi chiamo occasionato. Ma chiamatemi come Bippuli 2, alla fine. Io sono chi? Si riduce, quindi il discorso è proprio sto 3-0, è proprio questo 3-0. Voglio shut up, sto su. Stiamo a 20 giorni dall'apertura del campionato e ancora non accattammo manco cazzo. Zero in maglia attuppate, cancellato logo, lavata la scritta K, stucca, l'aveva commigliato io. Ma manchi in eccellenza hanno dovuto arrivare in maglia raggi volo, in ritiro là di mare. Ma che è sta cafunata? Ma manchi veramente, ma che è sta cosa? Chi le può male scordati? Se poi giocavano ancora con la maglia che ha scritto K, pure che non sarebbe rinnovato, diciamo, il contratto, sta cosa, ovviamente la scritta K c'ha solo in Napoli, ovviamente se Alevo Napoli, voglio dire, ci saranno pochi introiti per la K. Preside, mamma mia come stiamo inguaiati, questa società rappresentata da chi sta come stiamo inguaiati. Sto 3-0 è uno specchietto per le allotole, per fare che grande Napoli, che grande Napoli. Per carità, io ho visto un bel Napoli messo in campo, bello di Spalletti. Non tolgo i meriti a Spalletti di un bel Napoli piazzato in campo, per carità. Ma sto 3-0 mi puzza. Chi sto 3-0 mi puzza, come mi puzza tanto assai. Napoli-Verona. Sti farabutto vigliacchi viscidi e sporchi che siete, perché non mi scordo. Io non mi dimentico perché siete vigliacchi, farabutto e viscidi, insieme al capobanda. Cioè, quello che per i soldi là, chi lo comanda a bacchetta, quello là non mi scordi. Ma dai guardato l'ultima partita, vi siete venduta l'ultima, che è una partita pannuta. E che non mai scordo Napoli-Verona, perché per chi è innamorato del Napoli, che la partita non si può mai scordare. Molti giorni ci hanno passato la Coppa, però, ma che razze di tifosi e merda si ci ha passata la Coppa a quella partita. Ma decide a me che razze di tifosi e merda siete. Ne? Ecco, che si fa capire Napoli chi lo ama e chi lo tifa, la differenza, avete capito? E io l'ho sempre detto, chi ci passa la Coppa a quella partita, che ancora cerchiamo spiegazioni, è un tifoso in merda, punto, e basta.
punto e basta. Su 3-0 è uno specchietto per le allotole, poi dici sta buona così, sta meglio, quindi spendo di meno. Ricordatevi l'intervista con mi ha detto che se stai a perdere e mo ci perde Kill non spara 3 se non ne piglia 33, ricordate, facete qualche attacco non lo sa per Kill. 3-0, per carità, mi fa piacere, ma è un bluff. Sto 3-0 è un bluff, vero e proprio. È proprio uno specchietto per le allodole. Scusa, quando dici, sta squadra va buona, non pigliamo solo a qualcuno, che sta che là. C'è che rimpiazza il posto pure Osimhen, che si manca che non si fa male, perché come o tocco bubu si spacca la capo, la scilla, la coscia. È fragilino, è morbido, carità. Voglio sperare che sia veramente un grande campione. Non lo sto giudicando, perché arrivato che quando sta in forma vedo che è in gaietto, è buono. Non lo sto giudicando. Ma c'è un sostituto per Kill, perché se Kill si fa male, a chi mettiamo in tuo campo? A chi mettiamo? Il presidente mettiamo in tuo campo e giocò. A chi mettiamo in tuo campo? A chi? A chi? Per piacere. C'è un degno sostituto, perché Mertens che può fare, per carità, sperando che quest'anno sia un altro anno di Mertens, cioè e non come l'anno scorso, perché ha fatto proprio bene Mertens l'anno scorso, c'è da dire che ha fatto bene, ma ci sono sostituti, sanno spendere i soldini, i soldini per i terzini, stiamo ancora con Mario Rui, stiamo a giocare, ma ancora con Mario Rui, ma che cazzo stiamo a 20 ore, una cosa, ancora un primo, che le gamma a fare, ma sto 3-0 Napoli-Bayern, per me è un bluff, come lo stesso bluff e Napoli-Verona. Vergognatevi a fare a butto, visce da vigliacca così. Io non dimentico, il capobanco è sempre uno, o primo, in quella squadra. Uno su, o primo, o capo ispiratore, è sempre uno, all'inizio. E poi tutto il resto, ciao aiuto, un bacio, forza, scusate l'assenza, ma oggi mi andava di fare questo video per dire la mia su Napoli Bayern Monaco. Io l'ho vista quasi tutta, che io stavo a mare, poi sono rientrato prima e me la sono vista. Ecco, pure può fare la partita. Sto scemo a mettere 10 euro quando cazzo la metto. Immagini un coppo computer. Te, va, ma ci sta un coppo computer di streaming, va a fanculo, con quei soldi a te, sto morto di fame, perché tu sei un morto di... stai chi ne sordi, ma sei un morto di fame. Questo sì, perciò, partita amichevole, pure con la Provercella facevo, ma che vergogna è, ma che scorni è. Vabbè, lasciamo stare, perché sennò facessi proprio l'elenco, facessi quando si tenagliava. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli sempre, perché tutto il resto calcisticamente parlando è munnezza e si chiude. Ecco il bippo di capo. Ciao, voglio e forza Napoli.